Ultima giornata del campionato Under 14 provinciale trapanese. Castelvetrano Selinunte che rende visita al Salvatore Favazza di Terrasini, campo amico dell'Arenzo Lo Piccolo. 13 vittorie, un pareggio, una sola sconfitta per il 2010 di Stefano Pizzitola, attesi da un ultimo impegno ufficiale prima di prendere parte al Sicily Football Cup. Queste le scelte iniziali del tecnico nel 4-3-3, tra i pali va Inzirillo, da destra verso sinistra, colorito forte Lipetri, Daidone, in mezzo al campo Leone, Calamia e Edoia, in attacco il tridente composto da Caravà, Martinico e Gancitano. Passiamo, grazie all'ausilio delle immagini a cura di Mario Carpinteri, al film di questa sfida che si apre dopo 8 giri di orologio con la marcatura immediata degli ospiti. Schema su angolo con Gancitano che va alla conclusione e batte l'estremo difensore Palazzo per l'immediato vantaggio castelvetranese, che prova a bissare 6 minuti più tardi. Martinico lavora bene la palla, piazza la conclusione ma Palazzo si stende e para. 3 minuti più tardi, sempre solo la compagine griffata Palermo Academy con Calamia che calcia, Palazzo pare sulla ribattuta, Caravà mette clamorosamente fuori, bis che arriva al 19esimo, questa volta Calamia piazza davvero bene la conclusione, Palazzo viene battuto 0-2 allora per il Castelvetrano Selinunte, che 2 minuti più tardi con colorito serve Gancitano, si gira ma dal limite calciamalo, batte un colpo la compagine locale dell'Arenzo Lo Piccolo, punizione battuta bene ma Inzirillo, pala al 25esimo, palla dentro l'area per Di Carlo che calcia fuori da buona posizione. Al 27esimo è la punizione di Leone a insidiare la porta difesa da Palazzo, che risponde ancora una volta presente. Minuto 29 ancora Leone che prova la conclusione, palla però che termina alta sulla trasversale dei pali. Poco dopo la mezz'ora Leone apparecchia per Aidoie, la conclusione però non inquadra il bersaglio grosso. Castelvetrano ancora che chiude la prima frazione di gioco in attacco, ancora una sfera messa dentro per Caravà che calcia però in maniera flebile, facile preda di Palazzo. Termina qui la sfida di Aidoia, al suo posto dentro Abate al minuto 33. Al 35esimo conclusione fuori di forte e duplice fischio della direttrice di gara. Castelvetrano Selinunte e chiude la prima frazione avanti per 2-0. Inizia con un cambio con Valencia che rileva Inzirillo, avvicendamento tra i pali, segue l'ingresso in campo di Gulotta per Calamia. Al 44esimo Giulia Gianquinto di Marsala vede un fallo su Martinico e calcio di rigore dal dischetto è implacabile colorito che fa Renzo Lo Piccolo 0, Castelvetrano Selinunte 3. 47esimo locali che provano ad accorciare le distanze con la conclusione dalla distanza parata dal neoentrato Valenza. Minuto 50 ancora locali al tiro ma Valenza ha altri progetti anche in questa occasione. Al 52esimo locali che trovano il meritato gol dell'1-3, palla lunga per il neoentrato Giugno che lavora bene la sfera e dal limite batte Valenza per l'1-3 in favore dell'Arenzo Lo Piccolo. Minuto 53 mister Pizzitola getta nella mischia Noto Millefiori in luogo di Lipetri. 56esimo Martinico per Leone, il quale apre a destra per Colorito, la sfera sbatte sul palo, era comunque tutto fermo e posizione di offside ravvisata dalla direttrice di gara. Scampo di gara intanto per Moceri in luogo di Caravà. Al minuto 70 il pressing degli ospiti è efficace, Martinico dal fondo mette dentro per Leone che si sistema la sfera e batte il portiere per il definitivo 1-4. Termina così l'ultima sfida della regular season. Castelvetrano che chiude come meglio non potrebbe allora la propria stagione del campionato Under 14 provinciale trapanese. Un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.